solo per la pandemia. Corsa contro il tempo per Milano Cortina 2026, dagli impianti sportivi alle opere viarie. Boom costi cantieri più 30%, sottoscritta la convenzione per i lavori della pista da bob. Svolta in queste ore nel caso del 56enne italo-ucraino di Mogliano, bloccato al confine con la Polonia per mandarlo al fronte. Dalla Farnesina il comune e l'associazione Mediterranea Mobilitazione Generale è partito e tornerà a casa. Allungare nel pomeriggio i funerali della 38enne e della figlia di 7 anni morte nel tragico incidente di Agugliaro, lacrime e commozione di tutta una comunità. 40.000 euro di bottino, razzia nella villa di un imprenditore di Mogliano. Le parole dei proprietari: nostra figlia era rincasata, ha rischiato di incontrare il bandito armato di una forbice. 17enne accoltellato ad un fianco da un coetaneo in un bar di Este. Le indagini dei carabinieri, caccia al giovane aggressore. Le previsioni degli albergatori di Jesolo per la stagione estiva alle porte. Siamo fiduciosi ma non si trovano lavoratori stagionali e sull'ospitalità ai profughi serve un'organizzazione migliore. A Venezia l'incontro del presidente Zaia con gli atleti olimpici e paralimpici veneti che hanno disputato le Olimpiadi invernali di Pechino. Emozioni e applausi per gli azzurri. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque, questa mattina a Palazzo Balbi l'incontro del presidente Zaia con gli atleti olimpici e paralimpici rientrati da Pechino. È stata l'occasione per fare il punto sulle opere in programma per le Olimpiadi invernali del 2026, soprattutto per gli impianti sportivi e le infrastrutture. Avevamo malcontati 6 anni e 8 mesi. Di fatto noi i primi 2 anni e 4 mesi, ci si è messo anche il Covid, devo dire, di fatto, cioè diciamo l'impostazione dell'agenzia, la costruzione, la burocrazia di tutto questo sicuramente ci ha fatto perdere molto tempo. Giugno 2019, il giorno dell'assegnazione delle Olimpiadi invernali a Milano Cortina. Febbraio 2026, il giorno dell'inaugurazione dei Giochi. 2 date fondamentali separate da poco più di 6 anni che però per vari motivi si sono drasticamente ridotti e ora è una corsa contro il tempo per arrivare pronti all'appuntamento che vedrà gli occhi del mondo puntati su Milano e Cortina. Siamo in emergenza, quindi l'approccio organizzativo che si sta costruendo è all'interno dell'alveo emergenziale per cercare di ridurre il più possibile i tempi persi. A breve ci sarà un altro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua con chiarezza quegli interventi che non possono non essere completati per l'evento olimpico. L'incontro a Palazzo Balbi è stata l'occasione per fare il punto sullo stato dell'arte degli impianti sportivi e delle infrastrutture, con una premessa che è il numero 1 del CONI Malagò a sottolineare. Nelle 2 precedenti assegnazioni olimpiche il dossier di presentazione, oltre alle strutture che dovevano ospitare le gare, necessitava di una serie di informazioni relative ad aeroporti, rete viaria e mezzi di trasporto. Questi ultimi elementi non sono più fondamentali, è sufficiente infatti solo dichiarare gli impianti sportivi. Non c'era né nessun impegno né nessuna garanzia nel realizzarla. Giustamente lo Stato italiano, il governo italiano, che ce ne sono stati 3 in questi scarsi 3 anni, hanno ritenuto di accelerare quelle opere che ovviamente sono sinergiche agli impianti sportivi. Malagò che spiega come il dossier presentato dall'Italia per il 2026 fosse unico, avendo al suo interno il 90% di impianti già realizzati, ma ce ne sono molti da sistemare oltre a quelli da realizzare. Il presidente del CONI non nasconde la sua preoccupazione e anche se spiega il ruolo del CIO è quello di organizzare l'evento sportivo, poi però lancia un messaggio ben chiaro. È chiaro che uno vede i working in progress, per cui il mondo dello sport segnala, evidenzia, dico signori mi raccomando non facciamo brutta figura. Ecco, questo è lo stato dell'arte. Impianti sportivi da realizzare senza se, senza ma. Sul tavolo però ci sono anche le infrastrutture. Variante di Longarone che dovrebbe essere terminata per il 2026 e quella di Cortina finanziata e che per l'avvio delle Olimpiadi potrebbe essere già cantierata. A preoccupare ora è anche l'aumento delle materie prime che va ad incidere sugli interventi, con il presidente Zaia che chiede al governo una revisione degli stanziamenti. I nostri cantieri con quel costo Olimpiadi lieviterà dal 25 al 30%. E a proposito di impianti sportivi, oggi è stata firmata la convenzione con il commissario per i lavori Sant'Andrea per la realizzazione della pista da bob di Cortina. Il fatto che oggi si firmi per la pista di bob è la prova provata che comunque trasferiamo tutto il lavoro fatto al commissario Sant'Andrea, che poi provvederà a cantierarla e a realizzarla.
Veniamo adesso alla guerra in Ucraina. Ferma condanna da parte di tutto il mondo dopo quello che è venuto alla luce dalla ritirata delle truppe russe da diverse regioni occupate, da Bucha a Irpin, corpi in strada, fosse comuni, e l'Unione Europea studia nuove sanzioni e torna sul tavolo l'ipotesi di tagliare le forniture di gas dalla Russia. Significa anche per noi un risparmio del gas nelle nostre abitazioni, ed è su questo che verte il sondaggio che vi presentiamo stasera. Vi chiediamo di rispondere a questo quesito: spegnere il gas per affamare Putin, ovvero per rallentare, bloccare la macchina da guerra della Russia. Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 16 691. Se la risposta è no, il numero è lo 0422 16 690. L'esito questa sera nel corso di Ring. E dopo 24 ore concitate, svolta nel caso del 56enne italo-ucraino di Mogliano Veneto nel Trevigiano, trattenuto a Leopoli in base alla legge marziale. Sta rientrando a casa con Danny Castiglione, volontario moglianese della Onlus Mediterranea. Mi sento libero, dice l'uomo. Ti do una notizia di 2 secondi fa, ce l'abbiamo fatta. Abbraccio, grazie. Ciao. Vladi. Eccoci. Ma sto non bene, ma molto bene. Mi sento molto libero, mi sento molto sollevato, a dire la verità. La gioia è incontenibile. La fine di un'odissea è iniziata il 19 febbraio quando Vladimir Znamerovský, 56enne con doppia cittadinanza italiana e ucraina, residente in Veneto da 30 anni, rientra in Ucraina per partecipare ai funerali del padre a Kiev. La cerimonia si svolge il 22, 2 giorni dopo, il 24, la prima bomba sulla capitale fa piombare il paese nell'orrore. Mi sveglio perché mi sveglia la mia madre e dice che Kiev stanno bombardando Kiev. Poi pian pianino vedo attraverso finestra che la città sta svuotando. L'uomo prende così una macchina a noleggio, direzione Leopoli. Il paesaggio è lunare. Presenti film tipo come Independence Day, Godzilla, no? Sì, era così. Era questa coda di macchine che si muoveva, questa massa di macchine, colori diversi, si muoveva in una direzione. Il viaggio non è facile, le settimane passano. Vladimir nel frattempo aiuta l'Onlus Mediterranea, di cui fa parte come volontario, lavora sul campo in qualità di interprete, consegna aiuti umanitari. Al momento del rientro con la carovana dell'associazione però le autorità del paese lo bloccano, vogliono mandarlo al fronte perché è ancora cittadino ucraino, ma Vladimir ha la doppia cittadinanza, è anche italiano e si sente tale, vive in via Magenta a Mogliano da anni, ha 2 figli piccoli e una moglie che lo aspettano. Tu puoi trattarmi come un 56enne italo-ucraino oppure come un, non so, 25enne italiano, ecco, è così. A supportarlo in ogni fase il volontario moglianese Danny Castiglione, che in macchina con lui esulta dopo ore concitate. Ce l'abbiamo fatta. Ora Vladimir, dopo 1 mese e mezzo, ha solo un pensiero: riabbracciare i suoi cari. Ho chiamato moglie, ho scritto a lei, lei è contenta, oltre che contenta. I figli non sanno niente perché sarà sorpresa per loro. E la situazione di Vladimir si è sbloccato solo in tarda mattinata con l'intervento della Farnesina, ma è tutta la comunità di Mogliano Veneto che si era mobilitata perché lui potesse tornare a casa. Ho appena saputo dall'ambasciata italiana in Ucraina, dall'ambasciatore Zazo e dai suoi collaboratori, che il Veneto, il signor Znamerovský, ha potuto passare la frontiera, quindi è sul territorio dell'Unione Europea e potrà tornare a Mogliano Veneto. Credo che sia importante. La conferma arriva direttamente dal sottosegretario agli affari esteri Benedetto Della Vedova alle 2 del pomeriggio. La diplomazia ha fatto il suo corso e il moglianese Vladimir può tornare a casa. Il 56enne a Mogliano da 15 anni, dopo altrettanti a Mestre, è volontario tra l'altro della Onlus Mediterranea
Mogliana Saving Humans, fondata dal veneziano Beppe Caccia e che nel moglianese si appoggia all'associazione Officina 31021 di Zerman. Per lui, nell'arco di 24 ore si è mossa un'intera comunità. Ieri dei volontari che sono lì al confine, volontari moglianesi, mi hanno chiamato, ero a un concerto per la pace e fatalità e c'era bisogno di un certificato di residenza che dichiarasse che lui è qui residente a Mogliano con due figli giovani del 2015 e del 2011 da mantenere, quindi io sono subito corso in municipio, ho preparato questo certificato come ufficiale di anagrafe e l'ho spedito al confine. Dichiarazione che sembra non bastare alle autorità ucraine che trattengono l'uomo Leopoli con l'intenzione di spedirlo al fronte sulla base della legge marziale applicabile a tutti i cittadini ucraini tra i 18 e i 60 anni, ma Vlodomir è anche cittadino italiano eppure residente in Italia. Per ribadirlo si attivano altri canali politici, tra questi il capogruppo PD all'Europarlamento e l'ex sottosegretario Andrea Martella, attuale segretario Dem Veneto. Siamo riusciti a fare pressione sulla Farnesina affinché attivasse un'unità di crisi che è stata convocata alle 6 di sera italiane. Teniamo conto che per il fuso orario in Ucraina si è un'ora avanti, per cui non siamo riusciti a portare a termine il tutto entro la serata di ieri. Il lavoro diplomatico prosegue così per tutta la prima parte della giornata di oggi, fino al sospiro di sollievo collettivo. Come potete immaginare, la situazione in queste ore, in queste giornate è molto molto complicata sul confine tra l'Ucraina e l'Unione Europea, ma insomma sono contento che sia stato possibile risolvere questo piccolo caso dentro il caso più complessivo della guerra di Putin contro l'Ucraina. Voltiamo pagina a Longaria, nel Vicentino. Nel pomeriggio si sono tenuti i funerali della 38enne della figlia di 7 anni morta nel tragico incidente di Agugliaro. Era gremita la chiesa di Custozza di Longare, che ha accolto Linda Pironato, 38 anni, e la figlia Noemi Dalmaso, di 7, che hanno perso la vita domenica mattina nel tragico incidente ad Agugliaro mentre si recavano ad una festicciola organizzata con altri genitori e bimbi. E proprio i compagni di scuola di Noemi hanno voluto esserlo vicini anche qui con le maestre. Sul tuo banco abbiamo posato i nostri pensieri, i nostri disegni per te. È un fiore giallo, il tuo colore preferito. Sei un angioletto che ci guarda da lassù, i tuoi compagni e le maestre. Il dolore in questo momento ha generato in noi una maggiore consapevolezza e ha reso la nostra comunità più forte e unita. Ci impegneremo, Linda e Noemi, per essere un punto di riferimento per la nostra famiglia. È difficile pregare, ma mi sento di chiedere allo Spirito Santo, il Consolatore, di darci la forza e di continuare a celebrare la vita. Ciao Noemi, ciao Linda, ti voglio bene. Il parroco Don Paolo Facchin, ricordando la fragilità umana, si è ispirato alla foto che accompagna la bara di Noemi. Noemi, quasi una piccola profezia, tende la manina verso le bolle di sapone che salgono verso l'alto e verso la luce. Essa nasce quasi per una magia. E noi, creature di Dio, e ogni vita nasce grazie al soffio dello Spirito di Dio. La bolla resiste e vive per pochi secondi, ma l'intensità e la gioia che fa scaturire nei bimbi crea in loro stupore e meraviglia, che non pensano al tempo che le rimane da vivere, perché è più importante la gioia. Come le bolle di sapone, con la canzone di sottofondo scelta e dedicata dal marito e papà Francesco, i compagni di scuola di Noemi hanno accompagnato il volo della mamma e la figlia in cielo in una nuvola di palloncini bianchi e 2 cuori rossi. Un colpo messo a segno in pieno giorno venerdì scorso a Mogliano Veneto, nell'abitazione di un imprenditore ittico. Il rientro della figlia ha disturbato e messo in fuga il ladro, che è fuggito con un bottino ingente, 40.000 euro. I coniugi Migliorini ripercorrono quel giorno, consapevoli che nonostante il bottino ingente che il ladro ha rubato è andata bene, perché la figlia è rientrata prima, aveva dimenticato a casa il portafoglio, quasi incrociando il malvivente.
Per fortuna che non è successo niente a loro, alla ragazzina più che altro che è entrato, e quando siamo andati a controllare in bagno c'era questa forbice proprio grande così, che sembra che lui l'ha appoggiata, ha detto se magari mi prendono colpisco. Il ladro probabilmente teneva sotto controllo la famiglia, sapeva che tutti erano usciti e la casa a 2 piani era vuota. Ha scavalcato questa recinzione. Se tu guarda bene c'erano per dentro delle impronte. Lui, questa finestra era in ribalto, lui è cavalcato là, non so come è riuscito a aprire perché la finestra era semi aperta, no? È entrato, è andato subito per le scale, è andato in camera mia, ha portato tutto quello che ha preso. È fuggito portandosi via orologi di pregio e vari gioielli per un valore di 40.000 euro. Questa persona è andata proprio colpo sicuro. È andato colpo sicuro, qua sotto c'era il comodino aperto e ha portato via il primo orologio che c'era lì e dopo subito di sopra. E ha fatto tutto con cura perché la camera era proprio perfetta, non è che ha fatto proprio con cura. Quell'arco dei 20 minuti lui ha svuotato tutto. Un colpo studiato nei minimi dettagli. Indagano i carabinieri che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il ladro. Da alcune testimonianze era un giovane giubbotto nero, felpa con cappuccio scuro, il volto scoperto. È andata bene, ci dice l'imprenditore, ma il problema è un altro. La pena, perché quando devono essere presi devono fare una pena certa e la devono fare e non la fanno. E per cui continuano a rubare, continuano a delinquere, continuano a colpire le persone più deboli. Poi aggiunge: non possiamo difenderci, se sul ladro viene a casa, io ho un'arma, posso difendermi? Devo prima essere colpito e poi devo reagire. Nel frattempo sono morto. I figli ora sono terrorizzati, ci dice la nonna. I bambini sono traumatizzati. Se tu vieni del bagno e non ti mi fanno così, nonna, e tienen paura, proprio i bambini stanno traumatizzati. I carabinieri stanno indagando su un episodio accaduto a Este, nel Padovano, dove un 17enne sarebbe stato accoltellato da un coetaneo. Episodio di violenza a Este dei contorni ancora da chiarire con le indagini dei carabinieri in corso. Una violenza avvenuta all'interno di un bar del centro storico, dove un 17enne sarebbe stato colpito e ferito al fianco con un coltello. Da una prima ricostruzione che i carabinieri stanno verificando, il giovane, che era in compagnia di amici, si è recato nel bagno del locale ed è stato seguito da un coetaneo di origini marocchine che avrebbe cercato di sottrargli il portafoglio. Ne è nata una colluttazione e sarebbe spuntato il coltello. L'intervento degli altri ragazzi avrebbe evitato il peggio, mentre l'aggressore sarebbe riuscito a fuggire, inseguito dalla vittima e da altri amici. Un inseguimento interrotto però dalla necessità di soccorrere il ferito. I carabinieri stanno indagando, raccogliendo testimonianze, forse visionando anche le telecamere della zona per dare un nome e un volto all'aggressore. Stazione di Padova ancora protagonista di un episodio di violenza, intervento della polizia e dei sanitari del SUEM, il bilancio è di un giovane kosovaro finito in ospedale. La stazione di Padova alla mattina è una zona tranquilla, la campagna elettorale sta entrando nel vivo e sicuramente questo sarà un tema caldo che impegnerà i candidati. I problemi semmai qui sono soprattutto verso sera, infatti proprio nelle scorse ore la polizia ha dovuto intervenire perché qui dall'altra parte del piazzale della stazione un ragazzo, un giovane è stato aggredito, circondato da un gruppo di coetanei, picchiato, ha dovuto intervenire anche il 118, un ragazzo kosovaro che era stato poi protagonista nel pomeriggio di una lite con un coetaneo nordafricano, poi la sera sembrava tutto finito, invece il ragazzo è stato di nuovo raggiunto da un gruppo di nordafricani, almeno questa è la sua versione che ora la polizia sta verificando, anche grazie alle telecamere della zona. Dicevo, è stato aggredito, picchiato, ha dovuto intervenire sia gli agenti delle volanti che il 118 per soccorrerlo, adesso indagini in corso, quindi come dicevamo è soprattutto verso sera che qui la stazione è ancora una zona calda. Evitare di passare da soli durante la sera. Dopo c'è il discorso problema delle biciclette, quella era una storia a parte, ovviamente io non mi sono mai fidato di lasciare la bicicletta in stazione, quelle volte che dovevo venire a prendere il treno la lasciavo al parcheggio, quello a pagamento o sorvegliato. Comunque insomma è una zona che ha bisogno di attenzione questa.
Secondo me si potrebbe migliorare un pochettino la situazione. Bisogna stare un po' attenti. Sì, sicuramente, ma io ci passo solo la mattina, quindi per me è abbastanza tranquillo poi. Più la sera probabilmente. Probabilmente sì. Sempre la polizia qua, sempre che stanno indagando, sempre cercando. Quindi ci sono sempre controlli e va bene così? Sì, non è come anni fa. Sì, io sono contento. Quando viene qui sta sempre un po' allerta. Sicuramente, soprattutto di sera. Di sera sto sotto le luci perché un po' di paura ce l'ho, essendo ragazza giovane tra l'altro è sempre allerta. La preoccupazione semmai più che per la quantità di episodi di cronaca che si verificano nella zona della stazione è per il fatto che la violenza quasi sempre è improvvisa. Liti, risse e ferimenti avvengono in pochi secondi e quindi controlli, prevenzione e presenza di forze dell'ordine sarà il tema sul quale i candidati sindaco si dovranno misurare. Gli albergatori iesolani si dicono fiduciosi sull'apertura della stagione estiva, ma evidenzia il presidente Maschio va affrontata la questione dell'ospitalità dei rifugiati ucraini. In questo momento abbiamo degli indicatori che ci danno un più 8%, un più 8,2% alla data di oggi rispetto a un anno fa in termini di prenotazioni già inserite nei tableau delle nostre strutture ricettive. Siamo ancora sotto perché arriviamo circa a un 22% di occupazione già inserita nel periodo che va da maggio a settembre contro un dato del 36% che era quello che avevamo nel 2019. Però il trend rispetto all'anno scorso direi che è estremamente positivo. I presupposti per una stagione balneare che richiami i numeri pre-pandemia ci sono tutti, secondo il presidente degli albergatori iesolani, per cui per ora nemmeno il conflitto in Ucraina sta provocando gravi ripercussioni. C'è però il problema del lavoro stagionale. I nostri collaboratori, i nostri front office, il nostro personale di sala, il nostro personale di piani sono il vero valore aggiunto della nostra offerta turistica e quindi su questo dovremo investire molto come categorie sia nel mondo datoriale che nel mondo sindacale e non dimentichiamoci che a questo tavolo c'è sempre un grande assente che è il governo, perché questa partita la vinceremo solo giocandola tutti e tre insieme dalla stessa parte con lo stesso obiettivo. Maschio poi affronta la questione ospitalità. Le strutture alberghiere si sono sempre disponibili quando c'è stata la necessità. Certo, veniamo fuori anche noi da due anni difficili di pandemia e di Covid, le aziende hanno bisogno di ossigeno ancora perché nel frattempo stanno ripartendo anche i piani di ammortamento dei mutui, dei finanziamenti, quindi le aziende devono tornare ai regimi ante-Covid, altrimenti sarà difficile prospettare il futuro di queste attività. Non possiamo pensare che le camere oggi, che possono avere un valore stimabile su 20, 30, 40 mila euro a camera, adesso cifre medie di quelle che possono essere i ricavi di una camera sulla costa veneta, possono essere date così tranquillamente, con serenità, come fosse una cosa scontata. Per cui vengano messe a sistema tutte le disponibilità della Regione Veneto e le ospitate vengano gestite in funzione anche di quelle che sono le necessità delle imprese che, ripeto, certamente saranno disponibili. E adesso vediamo l'incontro e la premiazione degli atleti veneti olimpici e paralimpici di rientro dai Giochi di Pechino a Palazzo Balbi. Se fossi Cornelian, madre dei Gracchi, direi ecco i miei gioielli, quindi veramente non ho parole per ringraziarvi. E grazie di essere qui, grazie per tutto quello che fate, per come farete diventare grande ancora di più questo Veneto. E io auguro a tutti voi ovviamente di essere presenti nel 2026. L'augurio del presidente Zaia nel salutare gli atleti olimpici e paralimpici veneti di rientro da Pechino è quello di rivederli ai Giochi di Milano Cortina. Abbiamo voluto celebrare i risultati, le medaglie e la loro determinazione. Hanno dimostrato forza di volontà, spirito sportivo e voglia di vincere. Sicuramente sapranno distinguersi anche nel 2026, ha detto Zaia. Il primo ad essere premiato dal governatore è René De Silvestro di San Vito di Cadore, medaglia d'argento nello slalom gigante categoria sitting e di bronzo nello slalom speciale categoria sitting. Speriamo di ottenere qualcosa in più tra 4 anni, dai. Uomo l'oro picca qua. Esatto. Tocca poi a Filippo Ambrosini per il pattinaggio, Anna Comarella sci di fondo, Lucia Dalmasso snowboard, Lucrezia Fantellis freestyle, Mattia Gaspari skeleton, Davide Ghiotto medaglia di bronzo nei 10.000 skating e Tommaso Leoni snowboard. Applausi che continuano quando il turno di Stefania Costantini al suo primo oro olimpico nella sua prima Olimpiadi nel curling, in coppia con Amos Mosaner. Lei di Cortina attende con impazienza le Olimpiadi del 2026 quando, proprio nella sua
città si disputeranno le gare di curling. E credo che un'Olimpiade già sia un evento raro a cui poter partecipare, in più farla a casa è un evento unico, quindi sicuramente il mio sogno e l'obiettivo è quello di lavorare duramente questi altri 4 anni e rappresentare l'Italia a casa sarà il mio prossimo obiettivo, sì. In chiusura vi ricordo questa sera dalle 21:15 nuovo appuntamento con Ring, ospiti Matteo Favero del Partito Democratico, Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Roberto Ciambetti della Lega e Nicola Atalmi della CGIL. Appuntamento dunque questa sera alle 21:15 su Antenna 3 con Ring. È tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per averci seguito e buona serata. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Benvenuti al meteo. Condizioni meteorologiche stabili e temperature in ripresa grazie ad un progressivo rialzo della pressione atmosferica e al definitivo allontanamento della perturbazione. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 5 aprile. Sul Veneto fino al primo mattino nebbie sulla pianura, più probabilmente su costa e zone limitrofe. A seguire sarà in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso, con qualche nube in più dal pomeriggio sul Trevigiano, ma senza piogge associate. Temperature in aumento, minime tra 2 e 5 gradi, massime comprese invece tra gli 11 e i 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sulla fascia alpina e sulla costa sarà poco nuvoloso, al mattino possibili foschie in pianura. Temperature minime tra 3 e 6 gradi, massime sui 12-14 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà molto soleggiato con qualche annuvolamento più consistente sui settori settentrionali. Temperature minime intorno a 1 grado, massime sui 16-17 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione.